Lo scenario che probabilmente ci troveremo a dover affrontare alla prossima elezione del Consiglio regionale sarà, quanto anche già stato anticipato, uno scenario un po' tristarello per quanto riguarda la rappresentanza democratica. Perché? A fronte di questa legge elettorale che, se modificata in lievissima parte con l'intervento di questa sera, o non modificata perché questo intervento andrà così perso, sprecato, comunque rimane di impianto maggioritario e c'è la fortissima probabilità che, dato il mutato scenario politico che andremo ad affrontare, chi vincerà le elezioni, il candidato presidente che vincerà le elezioni, lo vincerà con una maggioranza molto relativa, e quindi ci troveremo ad avere questa regione attualmente già governata da un presidente che ha preso poco sotto il 40%, però che non è arrivato al 40% dei voti, ma un presidente che appunto verrà eletto con una percentuale che potrebbe essere molto risoria. Allora è chiaro che veramente salta tutto. Allora, per ovviare a questo scenario molto triste nei confronti della democrazia che si presenterà, abbiamo fatto una proposta che dovrebbe perlomeno consentire al Presidente eletto nella prossima legislatura di avere il supporto di una votazione alla fine a maggioranza a seguito di un ballottaggio, così come succede per i sindaci sopra i 15.000 abitanti. Allora, credo che la garanzia di un ballottaggio possa dare veramente più forza anche a un candidato presidente che si trova a governare una regione con l'avallo del 50% dei votanti al ballottaggio. Penso che sia una proposta di assoluta buonsenso e responsabilità, e confido in un voto favorevole e unanime dell'Aula.